Hola amigos! Buonasera ragazzi, salve Wagyu, eccoci qua con un nuovo video Angelo Azul. Prima di tutto iscrivetevi al canale, lasciate un like alla fine del video, giustamente, perché alla prima se mi è piaciuto, che cazzo. No, perché io vedo parecchi allora, prima di tutto lasciate un like e iscrivetevi, ma se ancora mai avrò video, giustamente, no? Lasciate il like alla fine del video, ma iscrivetevi al canale già, perché così potete già scegliere il like o il dislike, né? Ma bando alle ciance, ma come cazzo è possibile subire 15-17 occasioni da gol dalla Salisburgo? Com'è possibile? Com'è possibile? Mi dite voi com'è possibile? In casa, no? Mannaggia miseria, ma non è possibile, non è possibile. Si doveva vincere 5, 6, 7-0 sta partita, ma proprio... Vabbè, comunque Salisburgo che ha giocato bene. È stata una partita, sembrerebbe una passeggiata, ma in realtà è stata un po' sudata, anche se comunque Napoli che ha avuto quei 3-4 tiri in porta, ne ha acchiappate 3 gol, cioè ne ha fatti 3, quindi ha approfittato delle azioni costruite, ciò che in campionato non accade. Facciamo 30 tiri a porta, un gol forse. Va bene ragazzi, allora veniamo a noi. Prima di tutto Napoli 3, Salisburgo 0. Primo gol, calendario nuovo regalato dal mio fratello, amico, cugino, parente, tutto quello che c'è di più e di buono, Alessandro. Un abbraccio e un bacio. Grazie. Allora ragazzi, primo gol è suo, Arkadiusz Milik, che insacca dopo aver dribblato le portiere. Secondo gol arriva da niente po' di meno che Fabian Ruiz, una mezza sforbiciata a volo, un po' sporcata così, e insacca alla destra del portiere, se non sbaglio. E poi c'è stata la Torete, non c'ho difensore austriaco perché calendario no, che fa il 3-0 su un cross, niente po' di meno di... È lui, non lo riconoscete perché ha gli occhi chiusi. Mario Rui, è proprio lui, fa proprio rima. Autorete di Nguane e Napoli ne fa 3, ci fa pure rima. E niente ragazzi, Insigne che è entrato nella ripresa negli ultimi 20 minuti, non ha fatto un granché. Stessa cosa anche di Avarrà, è entrato secondo tempo. Di Avarrà vedo che cammina in mezzo campo, non lo so, guarda caso, guarda. Ma stanno facendo il lavoro San Palla, no. Primo anello vuoto, non lo so, pare che... boh. Ha perso una palla clamorosa a centrocampo, neanche c'è aiuta a rete per recuperare, niente, non se ne è fottuto proprio, ragazzi. Vabbè, poi ha fatto un lancio buono non mi ricordo per chi, ma per Onas, il quale ha fatto il sombrero, ma poi non è riuscito a insaccarla dentro. Dicevo, partita difficile dove... La cabra però parrucca azzurra me l'ha già tenuta perché Angelo Azzurro, i capelli hanno essere azzurri, no? Che cazzo. Dice partita difficilissima, quella che ci aspetta settimana prossima in Austria, ma che si casano solo scia alla fine. Non capisco come mai gli abbiamo lasciato così tanto spazio, tante occasioni di attacco create da loro, parate di Meret che comunque... Fortunatamente, grazie alla presenza alle sue spalle, forse di San Gennaro, siamo riusciti a limitare, perché sennò, anzi, neanche a limitare, proprio a far creare occasioni, perché sennò, ragazzi, il 3-1 là in Austria sarebbe stata più dura ancora. Comunque, Koulibaly ammonito, era diffidato, Maksimovic pure salterà la partita, se lo sbaglio. E quindi ragazzi, partita di ritorno che comunque non è che è tutto scritto, però comunque
abbiamo grandi possibilità perché sul 3-0 mi sono trovato abbastanza sicuro. Partita vista con i speaker brasiliani, forse credo per la prima volta nella mia vita ho assistito alla partita del Napoli con telecronaca di una donna, e il secondo uomo che era un switchuno secciato fino all'ultimo calcio d'angolo, la secciata, mortacci sua, poi dopo glielo dico in portoghese, glielo dico. Ragazzi, comunque, veniamo un po' Ancelotti, veniamo un po' alla formazione. Ancelotti che si affida a Mertens e lascia Insigne in panchina dopo che ha sbagliato il rigore contro la Juventus. E niente, e Mario Rui ritorna sulla fascia sinistra, Isai a destra, Koulibaly, Maksimovic, Alan, Kajon, Zielinski, Mertens, Milik e Meret in porta. Meret che salterà la prossima perché squalificato. Ricordiamoci, è fallo inesistente su Ronaldo che si butta. Voglio aprire solo una parentesi. Perché lo scorso video non l'ho detto, che poi ci guardate meglio le azioni. Non toccato, giustamente si butta, simula, ma perché è Cristiano Ronaldo, perché sennò se era qualcun altro, no, non ci dimentichiamo del passato. Comunque salterà per aver non commesso fallo sul grandissimo campione Cristiano Ronaldo, che poco uomo non ha confessato, non ha aiutato l'arbitro a come posso dire, a far capire che non c'era stato contatto. Però vabbè, lasciamo perdere. Polemiche inutili. È la Juve che doveva vincere e Cristiano Ronaldo doveva subire il fallo. Basta. Porca cazzo la miseria, perché sennò mi incazzo. È così, deve essere così. Siamo nel campionato italiano. Poi le risate ce le facciamo in Champions League tra poco, ragazzi. Ce le faremo in Champions League le risate, non vi preoccupate proprio. Fede. Allora ragazzi, voglio dare un po' di voti, perché comunque è stato un Napoli dominante, che ha giocato abbastanza bene, anche se ha rischiato, come dicevo, un po' troppo. Meret gli do un 7,5, perché oltre ad alcuni interventi pericolosi, ha giocato una sua signora partita dopo le scorie di Cristiano Ronaldo, che gli ha fatto perdere la partita e l'onore, se vogliamo. Quindi Meret di carattere, giocato bene e ha fatto degli interventi importanti. Mario Rui, complimenti a Mario Rui, io lo dico, sono sempre il criticone di Mario Rui, ma stasera gli ha preso il suo posto come flop, diciamo così, perché Mario Rui ha fatto anche il cross del 3-0 sulla deviazione dell'autogol. Quindi a Mario Rui io gli do un bel 6,5, 7, anzi un 7 anche a Mario Rui. Koulibaly mostruoso come sempre, ha fatto nuovi interventi che solo lui, scegliendo il tempo, il ritmo e tutto, e musica pure. Koulibaly 7,5 anche a Koulibaly, Maksimovic anche ha giocato molto bene, qualche errorino mi sembra durante qualche attacco austriaco, ma penso che Maksimovic un 7 anche lo può avere tranquillamente. A Isai io gli darei un 6,5, 7 anche, perché comunque non ha rischiato, ma ha lasciato che rischiassimo, che comunque i cross sono partiti. E quindi quest'è. Zielinski poca roba, non ha fatto molto.
8, però comunque qualche tiro da fuori area gli darei un 6,5 anche a Zelinski, che poi è stato sostituito. Fabian Ruiz si è mangiato un gol come sempre, come fai che si può acconciare sempre una palla meglio, non dirà mai di prima, se no avrebbe fatto almeno un altro gol, però comunque un bel gol che ha messo, diciamo, in cassaforte almeno il risultato, il vantaggio, prima di andare negli spogliatoi. Gli darei un 7 a Fabian Ruiz, un 7. Alan mostruoso come sempre, rubando palloni, instancabile. Per me Alan ha fatto la sua signora partita, in 7,5 pure ad Alan. Callejon è indispensabile sulla fascia, sia nella fase di difesa che nella fase d'attacco, ragazzi. Io a Callejon non mi dite niente, a Callejon gli do un 7. Non mi voglio sbilanciare, ma un 7 pieno, un 7 più a Callejon. José María Callejon. Insigne non gli darei voto, neanche a un as. Sinceramente, un as ha fatto una bella cosa, però comunque è stato ammonito dopo pochi minuti dall'ingresso. Insigne lo vedevo un po' sfogliato. Diawara. A parte quel lancio su Onas, Diawara pensa che non mi piace. Se non gli do il voto, perché se no gli darei un'insufficienza, quindi preferisco non dargli il voto. Mertens, grandissimo assist per Milik, poi ha fatto qualcosina in qualche tiro impreciso, che poteva anche starci gol, ma grandissimo assist che ha lasciato proprio praticamente Milik da solo davanti al portiere avversario. Io gli darei un 7,5 perché ha aperto la gara con un assist importantissimo, ha fatto segnare il gol del vantaggio, e quindi è importante perché la partita si stima a termine poco malamente. E Milik, non so, gliel'ho dato già il voto a Milik, no, penso di no. Milik gli do un 7,5 se non 8, forse il migliore in campo del Napoli, perché oltre al gol ma ha recuperato palloni, ha fatto salire la squadra, ha difeso. Bella prestazione di Milik, io credo il migliore in campo Milik, ragazzi. Per quanto riguarda il Salisburgo, roba da mettersi le mani nei capelli, pure se sono finti, così vedi, perché la difesa del Salisburgo non c'era proprio. L'unico che lo leggo qua è l'unico a salvare un po' la fascia, a parte il portiere con qualche respinta, è stato, se non sbaglio, questo qui, come si chiama? Ramaglio, se non sbaglio era proprio Ramaglio, questo qui, l'unico. Ma no, oggi fa. Mamma mia, che succede? Terremoto in Brasile. No, calma, non è successo niente. Calma, ragazzi, calma. Mi è venuto giù una scatola e ha fatto cadere la telecamera. Ci bilanciamo. No, non stiamo su una nave di crociera, ma è un trappere, che si va a diventare un opera praticamente. E niente, ragazzi, sì, Ramaglio è stato l'unico che ha mantenuto un po' la difesa, se no stasera su questo salvataggio sulla linea, sul tiro di Callejon, almeno il quarto gol ce lo portavamo a casa. Detto questo, forza Napoli sempre. Prossimo appuntamento per il prossimo video, partita di campionato. Juventini diranno: ma che giocate a fare questo campionato? Ma che lo giocate a fare? Tanto è finito. Ma noi non volevamo vincere per il campionato, per vincere lo scudetto, la partita contro di voi. Noi volevamo vincerla per non perdere in casa, perché è stata la prima e unica forse sconfitta in casa, e non volevamo neanche perdere contro la Juve, perché comunque ci sentiamo più forti della Juve, non sulla carta ma sul gioco sì. Partita importantissima per noi comunque, contro il Sassuolo. Quindi ragazzi, lasciate un like se vi è piaciuto il video, e ci vediamo, iscrivetevi al canale, e ci vediamo per il prossimo video, e sempre forza
Forza Napoli. Strunzata finale, giusto per... Bacio a tutti. Fate i bravi, ciao ciao ciao.